Bene, 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 mi ho scritto gli ultimi messaggi. Bene, ragazzi, bentornati dal vostro Vice Football. Come leggete dal titolo, Garcia si è presentato. A me ha fatto un'ottima impressione. E vediamo dove ci porterà quest'anno. Dobbiamo intanto assolutamente difendere il titolo che abbiamo conquistato. Questo fantastico scudetto. Detto ciò, noi invece col nostro Napoli su eFootball ricominciamo da dove abbiamo lasciato l'ultima live. Siamo approdati in divisione 4, ci servono 16 punti per arrivare in divisione 3 e iniziamo subito la scalata verso la terza divisione. Vediamo il sistema, chi ci farà affrontare come prima sfida. E niente, sono abbastanza emozionato perché credo fino ad ora di essere arrivato solo fino alla divisione 4, appunto. E diciamo che questo è il primo mese in cui vorrei finalmente arrivare almeno in divisione 3. In realtà, prima della fine della stagione, l'obiettivo, come sappiamo e come ho sempre detto, è arrivare in divisione 1. Vediamo che riusciamo a fare. Chiaramente, come al solito, il sistema ci mette 79 anni cercare per cercare una partita che però ha trovato. Bene, vediamo chi affronteremo. Napoli-Milan per questa prima giornata di ecco qua, divisione 4. Andiamo subito a vedere chi dobbiamo affrontare. Vedo un Bruno Fernandes interessante. Vediamo. I nostri ragazzi sembrano stare tutti bene, gli avversari sono abbastanza forti, giocano un 4-3-1-2 interessante, quindi probabilmente cercheranno molte imbucate centrali perché vedo poco gioco sulla fascia, mentre noi chiaramente lavoriamo molto sulle vie laterali, perché così ho impostato lo schema, perché mi piace far volare Kvaratskhelia e Lozano sulle fasce, come ben sapete, e crossare per quel fenomeno col numero 9, che speriamo non ci abbandoni, ragazzi. Già probabilmente dovrò rinunciare a Kim da luglio in poi, vedremo cosa succederà col calciomercato, perché influenzerà anche le nostre partite. Intanto iniziamo. Osimhen, palla per Lobo, andiamo subito larghi. Mario Rui va centrale da Lobotka, attacco. Ciao Raffe. Di Lorenzo, attacchiamo subito con Lozano, dentro arriva Osimhen. Che cazzo si è mangiato? Porca di una troia. Tutto bene Raff? Come stai? Comunque era giusto provarci. De Gea intanto rilancia. Attenzione, provano la ripartenza dal basso e sbagliano fortunatamente. Bene così. Attenzione Giannino, andiamo verso Rachmani per Anghissà, anche con un gioco di prestigio. E Kim, facciamo girare la palla. Mario Rui in profondità verso Kvaratskhelia, che vede Zielinski, prova il dribbling, fermato Zielu. Attenzione Osimhen, prova a recuperare palla, non ci riesce, prova il contropiede del Milan. Grande Anghissà, attenzione Cancelo, provano a ridarla in profondità, Rachmani ferma tutto. Anghissà poi verso Lobotka, Zielinski, Osimhen per Di Lorenzo, che prova a far correre Lozano, ci riesce. Attenzione, se ne va il Ciuchi. Lozano, cross in mezzo, Osimhen, non gli arriva il pallone. Che mi racconti, Raff? È un po' di tempo che non ci sentiamo. Attenzione, scusa la mia assenza, ho avuto il mio 18 anni. No, Raff, ma stai scherzando? Anzi, come è andato? Hai fatto la festa? Che hai fatto? Di Lorenzo. Attenzione, Lobo recupera palla, grande palla per Anghissà, che però si fa scippare la palla da Chessy, che è tornato al Milan, a quanto pare in questo caso. Attenzione Osimhen, prova a far correre Kvaratskhelia, si gira Kvara, prova il dribbling, non ci riesce. Lobotka, Zielinski dentro per Mario Rui, Kvara si gira, prova cross verso Osimhen, che prova a incornare, non ci riesce. Ah, qua ce la siamo cavata maluccio. Attenzione Lozano, parla per Zielinski, Osimhen, un po' di confusione, peccato
Peccato, peccato. Aspetta, Raffumo di leggo, Attenzione Lobotka, prova a imbucare per Osimhen. Ma Marquinhos ferma tutto. Attenzione Rachmani, Di Lorenzo deve chiudere, Giannino deve chiudere, non ci riesce, porca puttana troia, Eva. Meret. Perfetto, sì, festa e mi sono andato a prendere il misino a casa. Azza, addirittura la limousine, Raffaele. Azza. Attenzione Kvara, niente. Attenzione che riparte il Milan, il maestro chiude tutto e poi Kim, fantastico, Zielinski, palla per Kvaratskhelia che prova a cambiare tutto in maniera favolosa verso Chucky Lozano che prova ad andarsene, va verso Osimhen, la da Anghissà, sbaglia Anghissà, Rachmani chiude, grandissimo. Attenzione palla a Kvara prova il dribbling, la appoggia a Mario Rui, attenzione discesa favolosa, cross di Mario Rui, arriva Osimhen, porca droga, ha combinato, sciammer. Le cose in grande. E dove hai festeggiato, Raffaele? In che locale? Racconta, siamo curiosi qua, siamo curiosi, dici tutto. Attenzione, palla per Osimhen, Kvaratskhelia, si incespica un po' col pallone qui, Mario Rui, la palla finisce ad Anghissà, Lobotka, allarga per il Chucky Lozano che aspetta Giannino Di Lorenzo. Giannino arriva al cross, c'è ancora Osimhen che prova la rovesciata, addirittura non riusciamo a concludere. Gli stiamo costruendo tanto ma non riusciamo a tirare. No, Zielo no. Recuperiamo palla, ancora Zielinski che la perde, non riesce a recuperarla. Attenzione a Bernardo. Poi Zielo, grande Zielo stavolta. Niente da fare, Kvara prova a disturbare. Attenzione De Gea, arriva Osimhen, niente. Prova a ripartire ancora il Milan. Impero Duel dico. Ah sì, lo conosco, ci ho fatto dei lavori. Vabbè, penso vi siete trovati bene, no? Spero. Di Lorenzo, palla per Lozano che prova ad andare subito verso Osimhen che prova a spizzare per Zielinski che riesce ad andare da Kvara, giocata pazzesca, Kvaratskhelia a giro sul secondo palo, gol pazzesco, Kvara, bene Raff, dimmi un po' i regali, sicuramente ti saranno arrivati un po' di regali, che sono la cosa più bella dei 18 anni. Attenzione, Kvara la devo dare a Osimhen, aspetta Raffetti leggo, Attenzione, Anghissà prova a recuperare, Giannino, bravissimo Giannino Di Lorenzo, poi la dà subito da Anghissà, dribbling se ne va Anghissà prova a cambiare tutto, palla un po' corta, volevo andare da Kvara, forse ho sbagliato. A quanto te quando sei andato? Sì, mi piacque, anche se ci sono andato parecchio tempo fa, quindi diciamo ricordo e non ricordo. Qui intanto chiudiamo. No, ma già fatto tutti i soldi e delle magliette e poi mi dovrei prendere dei soldi. Oh, boh, Raffa, guarda, i soldi comunque sono un bel regalo, Conservali, spendili per qualcosa che vuoi. Spendili per andarti a fare un viaggio. Attenzione, qua stiamo rischiando al telefono, ok. Ok, vedi, comunque va bene, se ti riesci a prendere il telefono che è una cosa che vuoi, è comunque una gran cosa. Finisce il primo tempo, e che telefono ti vuoi comprare, Raffa? Tanto io primo tempo giocato molto bene, in realtà i dati della partita sono un po' più bugiardi rispetto a quello che abbiamo prodotto, ma perché abbiamo tirato molto poco in porta. Tanto recuperiamo subito palla, attenzione Kvara prova ad andare in profondità da Osimhen che recupera palla, attenzione Osimhen, la dà dietro a Kvaratskhelia che prova ancora a giro, la parata di De Gea, qua forse ho esagerato. 14 pro, un bel giocattolo, bel giocattolino. Attenzione Osimhen per Kvara che prova ad andare da Lozano che crossa in mezzo, c'è Osimhen che l'appoggia sul palo, non ho parole. Wow, pensavo fosse gol, stavo già esultando. E così facendo non ho fatto segnare Zielinski. Kvaratskhelia prova ad andare da Osimhen. Attenzione, Lobotka recupera palla. Lobotka si gira, Lobo appoggia per Di Lorenzo che la dà al Chucky Lozano.
che si ferma e poi la dà Di Lorenzo, grandissimo cross in mezzo, Osimhen non riesce a tirare, Lobotka, Lozano, attenzione dentro e poi il tiro di Zielinski troppo alto. Che telefono ho? Il 13 Pro, Raffa, 13 Pro. Mi trovo molto bene. Attenzione, provano a ripartire, ma Osimhen recupera ancora palla, Zielinski va da Osimhen che prova la bomba dalla distanza. Un po' pretenzioso il nostro Osimhen, un po' pretenzioso il nostro Osimhen, ma ci ha provato alla grande il nostro Vittorio Osimhen. Stiamo attaccando parecchio, dobbiamo cercare, bisogna cercare di concretizzare meglio, perché la Mascaragliore questa partita, perché il Milan è pericoloso, soprattutto questi fenomeni, ma il maestro, ancora il maestro, che vede Kvaratskhelia anticipato, ma guadagniamo fallo laterale e ci piace, Mario Rui per Kim, attenzione, viene fermato Kim, brutta palla, Meret, grandissima uscita, prende palla e rilancia verso Kvara che la mette a terra, si gira Kvaratskhelia, prova il dribbling fermato, fallo laterale nostro. Provato il numero, ho sbagliato la direzione però io. Il numero va bene ma la direzione è sbagliata. Kim intanto verso Lobotka, un po' di brivido, ma arriviamo dall'altro lato dove c'è il Ciuchi Lozano completamente solo che può crossare, arriva Osimhen fermato a un passo dal tiro a porta. Attenzione, prova a ripartire il Milan, il maestro sta facendo una partita spaventosa fino ad ora, ma adesso parte in contropiede il Milan fermato da Kim, palla per Lob, incredibile, non c'è fallo, Anghissà ancora in sciolato, ma che è? Porca puttana, Kim chiude, ma là stiano almeno pare fallo però, cioè penso è un po' eccessivo diciamo che l'arbitro non le abbia dati. Vediamo cosa possiamo fare. Vedono Olivera, Raspadori, lo vedo bene, Politano al posto del Ciuchi, Politano al posto del Ciuchi ci sta, e anche Elmas al posto di Zielinski che non sta giocando proprio alla grande, e lo facciamo riposare un po'. Per il resto lasciamo tutto così e andiamo a vedere se riusciamo a portare a casa questa vittoria 1-0 col Milan. Per il momento non mi piace chiudermi e non lo sto facendo, ma non siamo riusciti a concretizzare, abbiamo beccato anche un palo con Osimhen, e quindi stiamo tenendo questa partita troppo in bilico e in realtà non va bene. Mettiamo un po' di gente fresca a centrocampo e sulla fascia destra, però c'è l'angolo per il Milan, attenzione a James, anzi ha crossato James, attenzione, Meret prova ad andare lungo da Victor Osimhen che prova a smistarla, un po' troppo debole. Attenzione, prova ad attaccare il Milan ancora, Kim deve chiudere, ci riesce alla grandissima, prova ad andare da Kvara, ma palla passata malissimo, purtroppo attenzione, proviamo a chiudere il Milan, loro stanno giustamente provando ad attaccare, attenzione Anghissà, ma che cazzo di passaggio ha fatto, porca troia, io qua c'è solo da applaudire, fortunatamente l'abbiamo messi completamente in fuorigioco, va bene così, stiamo soffrendo un po', attenzione Osimhen, Elmas prova, va bene Raff, tranquillo, t'aspetto, attenzione Kim, riesce a dare a Kvaratskhelia che cambia subito verso Lozano, verso Politano per dare un po' di aria, Politano però si fa scippare palla, arriva il capitano fortunatamente e poi Rachmani, palla per Anghissà, niente da fare, Lobotka prova a recuperare palla, non ci riesce invece Elmas, attenzione Lobotka, prova ad andare in profondità da Osimhen, stiamo peccando parecchio in costruzione, non mi piace, loro sono molto pressanti, attenzione il maestro deve provare a chiudere, ci riesce alla grande e poi allarga verso Kvaratskhelia che si ferma e l'appoggia ad Elmas che prova a girarsi, fermato Elif Elmas, ancora contropiede Milan, Rachmani, Di Lorenzo, qua attenzione Kim
che spazza, poi Osimhen la riesce a dare a Politano che cambia tutto verso Kvaratskhelia, prova ad andare in profondità da Elmas, Mario Rui appoggia a Kvara che prova a cross dalla tre quarti, addirittura rimpallato e riescono addirittura a partire in contropiede. Non ho parole, Rrahmani prova a chiudere su Benzema, attenzione, Rrahmani chiude su Benzema e guadagniamo anche fallo laterale, Meret va lungo da Osimhen, stiamo cercando di mantenere il vantaggio. Anghissà allarga verso Politano la mette giù, prova a fermarsi, fermato invece, non riusciamo più ad attaccare. Lobotka prova a fare un break, niente da fare, recupera palla Osimhen, attenzione, palla dentro per Elmas, attenzione dentro, Kvaratskhelia, la parata di De Gea, potevamo chiuderla definitivamente, non ci riusciamo. Kim, palla per Elmas, vede ancora Kvara che si gira, Kvaratskhelia fermato da Tchouaméni, ma guadagniamo fallo laterale. Kvaratskhelia va da Elmas che la riappoggia a Kvara che crossa in mezzo, c'è Osimhen che l'appoggia, questa volta in porta. E con questa sono 30 le sue reti con questa maglia. L'appoggia in porta, 30° gol per Osimhen, che tra l'altro abbiamo cambiato, se no sarebbero molti di più. Gran colpo di testa che mette punto esclamativo su questa partita e penso che la portiamo a casa facile no, però la portiamo a casa. Attenzione, vediamo se riusciamo a mantenere la porta inviolata, chiaramente loro provano ad attaccare, Giannino a contrasto su Benzema e poi Anghissà, Neymar, niente, non vuole fischiare l'arbitro e che cazzo, e fischia, porca puttana troia, e la portiamo a casa ragazzi, la portiamo a casa 2-0 contro il Milan, alla prima nella divisione 4 guadagniamo i primi 3 punti e la cosa ci piace parecchio.